Il settore dell'azzardo si colloca al quarto posto tra le industrie italiane. Nel 2016 in Friuli Venezia Giulia sono stati bruciati 1,5 miliardi di euro. Lo stesso anno abbiamo depositato in Consiglio regionale una proposta di legge per rendere più stringente il contrasto del gioco d'azzardo. Tra le altre cose prevedevamo di vietare qualsiasi attività pubblicitaria relativa sia all'apertura che all'esercizio di sale giochi e sale scommesse, introducendo inoltre il divieto di oscurare le vetrine. Queste nostre proposte nel 2017 sono diventate legge. Andiamo a vedere se la legge viene rispettata. Tantissime attività locali, anche storici, ormai si stanno trasformando in sale giochi e sale scommesse. Qui alle mie spalle abbiamo il conservatorio e quindi una scuola di musica. Di fronte abbiamo una sala slot, dove vediamo ancora la pubblicità e i vetri che sono ancora oscurati. Qui ci troviamo in Via Battisti, una delle zone più trafficate della città, e anche qui, come potete vedere, le vetrine sono oscurate e c'è anche la pubblicità. A poca distanza abbiamo una sala scommesse che si trova proprio di fronte a una scuola. Queste sale scommesse entro 5 anni dovrebbero spostarsi almeno a 500 metri dai luoghi sensibili, ma già oggi in realtà dovrebbero togliere l'insegna con la pubblicità del gioco d'azzardo. Ecco un'altra sala giochi, una sala giochi anche questa con le finestre oscurate, una sala giochi che già oggi potrebbe essere sanzionata. Bisogna pretendere il rispetto della legalità non solo dai più deboli, come chi chiede la carità, ma anche da chi rappresenta i poteri forti.